Ok, dai che ci siamo. Adesso vediamo un po' come va la connessione. Speriamo bene, cazzo. Speriamo. Ciao De Mato, ciao Max Massi, ciao Stefano Ianora, ciao Federico Palombini, ciao Fabio Primofiore, ciao Stefano Donald Trump, ciao ragazzi. Adesso chiaramente ci proviamo un po'. Proviamo un po' ciao Vittorio Greco, ciao Alessandro Mencanelli, ciao Nicolò Zeni, ciao Ricco Vergottini, ciao Marco Ninetine, ciao Eros, ciao Alessandro. Fanno un po' le classiche prove come indiane. Oggi ragazzi con l'aggiornamento non avevo più la patch, l'ho rimessa, speriamo bene, speriamo di non avere bug, cagate. Purtroppo sono i problemi di PS, quando si aggiorna so cazzi. Allora, one moment, che sapete che devo fare delle operazioni preliminari. Se non saluto qualcuno è perché non sto in questo momento, non vedo il chattone obeso. Allora, già 33 spettatori, già 33 pazzi scatenati, molto bene. Ok, qua va bene. Perfetto. Ok, ciao. Adesso arrivo, raga. Boh. Very good, very good. Ciao Patrick Meneghetto, ciao Christian, ciao Andrea Della Pra, ciao Tommaso Palladino, Alessandro Natale, Alessio Campi, Lorenzo Parra, andiamo giù Alessandro Evo, Daniel Andrew Mayweather, Bacca. Ciao Alessio Picella, io ti ringrazio Alessio Picella perché hai fatto una donazione proprio da pazzo, da personcina un po' pazza, veramente, anche troppo, anzi sicuramente troppo, veramente sei stato cioè, non so cosa dire, ecco, mi mette anche in imbarazzo questa cosa. Comunque ti ringrazio tanto e ti abbraccio. Adesso che bello, sono a casa domani, che venerdì mi sono preso un giorno di ferie, sabato compleanno e si gode. E mi sono fatto anche un bel regalo per domani, però ve lo svelo domani. Vogliamo il mondiale, fioi. Ciao Francesco Fiacchino, ciao Cristian Marino. Ok. Andiamo, raga, andiamo. Però qua, aspetta, ho un piccolo problema. Il solito problema. Ma perché devo avere i problemi come indiani? Perché? Allora, YouTube. Qua il banner si vede bene, mi sembra. Ok, a posto. Dal Vivus. Molto bene. Ciao Buzz Pari, ciao Pietro22. Nicola Albonetti. Siamo già in 59. Polecco Polema, me lo godo. Antonello Litturi. Guarda quanta gente scrive. Gigi Palla, Lorenzo Cacam. Oddio, mica Uccioni. Non ho mai visto così tanta gente scrivere in chat. Mi fa un po' paura la cosa. Vediamo la connessione buona per il momento. Ok. Fioiche mondiali fino a questo momento, eh. No, non mi sono regalato una mignotta. Siamo contro l'Uruguay per questi ottavi di finale del mondiale, Fioi, eh. Mamma mia, c'è una tensione indescrivibile, ragazzi. Cioè, c'è un'occasione incredibile di poter vincere un mondiale, perché abbiamo veramente un tabellone. Questa è la squadra più forte insieme all'Inghilterra, ma comunque sono due squadre battibili, crediamoci. E certo che c'è ancora Viva Poleiman, ormai lo teniamo, mi sono affezionato al Viva Poleiman. Vai che andiamo ragazzi. Ah no, aspetta, perché con l'aggiornamento Paul, con l'aggiornamento avevo perso la chat, la patch, ho dovuto reinstallarla. Oddio, telecamera, telecazzera. Qual era adesso? All'alto, media, lontana, grandangolo forse. Vai. Ok, chiaramente vediamo la palla, che se non capisco niente. Dai raga, ottavi di finale. Il comandone potevamo anche classifica marcatori, potevamo guardarla adesso perché questa è da dentro o fuori, raga. Comunque vi ringrazio tanto cioè, insomma, sì, ciao ragazzi, il Cume è troppo imbarazzato e nervoso, no scherzo, a parte scherzi, vi ringrazio per il supporto,
Mi seguite sempre, cioè, su ste live, cioè, è spaventoso, fioi. Oddio, forse si è buggato il nome. Si è buggato il nome, purtroppo. Adesso vedo, cazzo, vabbè. Grazie, Polemi. Si è buggato il nome, purtroppo, con la patch. Sì, vabbè. Pazienza, sono il coco, sono il coio. Ma che cazzo è sto qua? Boh. Dai, comendone. Peccato. Lo so che non c'è il mio nome. Grazie, ragazzi. Attenzione, mamma, purtroppo, ripeto, con l'aggiornamento, ho fatto un aggiornamento a 200 mega su Steam. Ho reinstallato la patch, ma mi ha cambiato il nome. Vabbè. Il bomber e il Kojo, vabbè, siamo sempre in cume, fotte sega. Alessio, cuore rosso nero, Madonna, grazie ancora, Vai veneziano, la... Vai di testa, mamma mia! Ciao Fabio Primo Fiore, ciao Simo Zava. Ma non si può correggere, non credo. Dopo proviamo. Ma in realtà no, perché il giocatore non esiste più, secondo me. Sì, Alexandro, non è vostro, non è vostro, fioi. Ciao Darkstar, avete perso... C'è la live, però non si è modificata le fattezze, però, mi sembra. Vediamo una cosa, però, aspetta un attimo, aspetta. No, che cosa sto facendo? Svegliati. Ok. Allora, chi è questo stronzo? Dettagli giocatore. Altezza 1,94. Sono cresciuto perché mi sono fatto 1,92 perché la mia altezza, vabbè, 1,94. 82 kg. Non capisco sinceramente. Ciao Pepe Rita. Che hai modificato per creare... sì, è probabile. È probabile. Ciao Mark Tutto Gamers. Però, cazzo, meno male che è alto, questo è anche più alto. 1,84, 1,94, 82 kg. Vabbè, siamo sempre lui, però mi sembra uguale di faccia, vediamo. Replay. Devo un attimo capire, fioi. Oh, quanto gol del Milan. Mamma mia, ieri segoni da chilo proprio. Vediamo. Sì, è sempre lui. Eccolo qua. No. Sì, è sempre lui. Riguardiamocelo perché voglio capire se anche il sopracciglio sinistro... Sì, sono alto 1,92 io nella realtà, sì. Eccolo qua, bello come il sole di notte, perfetto. Però teoricamente l'ho modificato dal Crotone, se sono andato al Crotone la prima volta. Se non sparo cagate, attenzione, vai veneziano. Se siamo al mondo... Mamma mia, siamo agli ottavi dei mondiali, ragazzi, Ciao Gabriele Leonardi. Adesso vediamo, forse è il Crotone. Non lo so, se c'è la prima squadra del Crotone, teoricamente. Ciao Alex Martin. Sì, la faccia da culo è quella, è vero. Siamo in 87 pazzi. Ma il regalo non vedo da domani, mi arriva Bartolini, signori. Domani mattina mi arriva Bartolini. E godo. Dico così. Il mitico. Ciao Andrea Anselmi. Più adesso però concentrazione, pensiamo al mondiale. Non buttiamolo via perché c'è il Kojo Karu. Oh, attenzione all'Uruguay! Mamma mia. Ciao Matteo Bellinzona. Sì, meno male che mi ha perso la carriera, se no erano cazzi, veramente. Porca puttanona. Beh, stasera finisco il mondiale e cominciamo anche la stagione. Cioè, domani non ho neanche lavoro, quindi... Perché mi sono preso un giorno di ferie, visto che sabato è il my comple. Attenzione! No, così no, sto errore, ma dai!
È un portiere del Frosinone. Sì, però io sono andato al Crotone la prima volta, non posso averlo preso del Frosinone. Adesso vediamo, dopo questa partita andiamo su modifica, ma speriamo che possa cambiare il nome, la vedo dura. Bellissima, vai Zazzone! Vai Zazzone! Ma vaffanculo. Catrota. Peccato, attenzione qua, attenzione. Mamma mia, c'è andata anche bene. Stiamo giocando meglio noi, però la partita è difficile con gli uruguagi. Sì, ci sarà F1 nei prossimi giorni. Lo so, Paul, ma non mi faceva giocare, se no, senza l'aggiornamento. Comunque, se tu riesci a trovare una patch ancora più perfetta, volentieri, Sì, scusa, Michelotte, ma non mi partiva il gioco, raga. Come faccio a giocare senza la patch? Ma voi, sinceramente, ragazzi, vedete altre anomalie a parte Kokojaru? Cioè, o no? Oh, il portiere del Crotone. Ho ragione, benissimo, grande Kuma. Ma vi faccio due domande. La prima, se ci sono altri problemi. E la seconda, se cambio il nome di Kokojaru, ritorna al Kuma. Grazie. Perché voglio il quarto gol. No. Ciao Tommaso Paladino. Non lo so questo, ragazzi, di PES 2016. Ciao Riccardo Marchesi. Nessuna anomalia come grazie. Grazie Max Maxi. Me lo godo. Dai che andiamo. Sì, Francesco Amodei. Devo mordere Suarez. Attenti, attenti, Cristo di un Dio. No, infatti, cioè, mi serve a livello personale buon, meraviglioso, perfettissimo Poleiman, nato in una curiosa città americana. Lanciami bene, lanciami bene. Questa può essere buona, questa... Oh, come l'ha presa? Ma la prendo io! Il bomb! No! No! Cosa mi sono mangiato? Era il gol, forse qualificazione, speriamo di non pagarla. Non ci credo. Attenzione, altra occasione. No, sono in fuorigioco. Tira! Gol! Ed è ancora gol del Cume! Ed è ancora gol del Cume in questo mondiale pirotecnico. Mamma mia! Ciao Michele Francone. No, Francone chi è? Sì, Francone. No, però qua ci sta che voglio leggere un iscritto. Kokojaru si è iscritto al canale. Non la voglio questa, ragazzi. Voglio vedere il banner di Kokojaru iscritto, cioè... E arriva il gol, cazzo. Mamma mia, è arrivato un mondiale che ci può aprire le porte anche per altre offerte, ragazzi. Mamma mia, Zincaro, un grande gol. Sì, Zincaro. Ma stiamo calmi, manca ancora una vita, manca ancora troppo. Siamo in 118 già, raga, un saluto a tutti. Ciao Simone Bianchi. Sì, in questo mondiale sono veramente esploso, Possiamo vincere anche la classifica a marcatori, sarebbe un sogno, proprio il classico The Dream. Comendiano. Dai per chiuderla, dai per chiuderla. No, no. Non chiude un bel cazzo, non chiudo. Ti prego, andiamo ai quarti, andiamo ai quarti. No! Roba nostra, roba nostra. Guarda che mi tocca fare.
Ormai cosa faccio sabato? Non lo so, ragazzi, non lo so. Ormai c'è la crisi comendiana. Attenzione, questo può essere buono. Guarda il bomber come si... Mamma mia! Peccato, madonna, ma il come è sbocciato veramente, eh. Ciao Gigi Ready. Mamma che cume, signori. Questa è lunga, mancano 5-6 minuti. Buttala su. Non così però, non così. Bravi, no, prendila cazzo. Buttala via. Mamma che sono tanta sofferenza. Merda. Non è mai fallo, ma dai. Che tensione, fioi. No! Mamma mia, bravo. Very good per chiuderla. Very good per chiuderla. Ci ho provato a tirare subito. Purtroppo era meglio non chiamarla, forse. Ancora, chiudiamola con la doppietta. Fuori di niente, ma siamo ai quarti, peccato. Ma siamo ai quarti, Beppe. Mamma mia che Italia, mamma che cume. Attenzione, adesso vediamo la prossima sfida. Siamo contro la Slovenia ai quarti. E attenzione, l'Inghilterra crolla. La finale deve essere nostra, ragazzi. Dall'altra parte passa la Spagna, il Brasile, crollo dell'Argentina col Belgio e passa la Germania. Di là è dura, ma dalla nostra parte siamo no favoriti di più. Fuori anche l'Inghilterra, raga. Qualcuno ci vuole bene per vincere il mondiale, cioè 19 a 20 anni, sei proprio il The Dream. Ecco Putin. Mamma mia, raga, mamma mia. Adesso salviamo. Cosa ci siamo inventati? È veneziano, è veneziano. Ok, andiamo un attimo a vedere sta stronzata qua di modifica. Mamma mia che culo, mamma che culo obeso. L'obesotto, signori, l'obesotto. Allora, giocatori. Modifica giocatori serie A, crottone Ale. Allora. Eccolo qua il porco. Ah, eccolo qua. Modifica nome. Allora. La. Na. C veneziano la. Tu. Ancora, ma quella puttana di tua mamma. Ok. Perfetto, yes. Allora, ciao Tinkoff. C'è un tabellone di una sculata obesa, la sculata cumendiana, fioi. E intanto il Messico ha beffato tutti. Ok. Diventa un figo. La. Speriamo bene, ragazzi. Oh, guardate il culo di Andanovic col culo di Veneziano che si scontrano così, che belli. Oh, siamo veneziano, perfetto. No, però divisa. Scusa, la Slovenia non ne può indossare un'altra, grazie. Ok. Buono, calcio d'inizio. Vai che andiamo, raga. Io però non vedo ancora Kukujaru iscritto al canale. Questa cosa mi fa del male. Ciao Alessandro Ferrari. Ciao Gigi Ready. Vai. Siamo tornati come da veneziano. Sì, questo mondiale possiamo arrivare tranquillamente in finale. Ciao Putin, l'Italian, però dobbiamo stare calmi perché non è ancora detto un cazzo, perché l'Italia è famosa per uscire con le big, cioè con le scarse e magari far bene con le big. Veneziano. 144 fottutissimi spettatori, grazie ragazzi. Siete qualcosa di meraviglioso.
Bisogna pressare. Mamma che tabellone, mamma, cioè veramente qualcuno ci vuole bene, perché tabellone così mai successo nella storia. Attenzione che assist del Cume fuori di poco. Dai che siamo partiti bene. Dai che ci siamo. Non ho guardato la classifica capocannonieri, però scusate. Mamma mia, un Cume sontuoso, un Cume sontuoso. Così non ho bisogno di fare le amichevoli, perché comunque, insomma, queste prestazioni ormai la nazionale è mia, a 20 anni me la sono presa, cazzo. Ilicic. Qua intervento da Cume dei vecchi tempi, da Cume di PES 13. Signori, rivedo qualcosa di incredibile. Mamma mia, peccato. Ciao Nikici. Attenzione. Attenzione. Merda. Attention, attention. No, non prendiamolo, grazie. Non prendiamolo. Vai. Bellissimo. Ci prova il Cume. Mamma mia, Andanovic è un portiere difficile, però, Andanovic non è certo un portiere di merda. Buono Cume. Dai, un po' di fortuna, niente, niente. Peccato. Ai ai ai, Cocojaro ha donato. Grazie, grazie Cocojaro. Ma che cazzoni che siete. No, io amo chi ha fatto sta roba. Oddio, Cocojaro. No, vabbè, basta. Dopo questa possiamo anche vincere il mondiale, Siete pazzi, ragazzi. Cioè, è ufficiale. Siamo tutti una... Attenzione, che bello! No. Cosa mi sono perso? Cocojaro iscritto. Grazie. Dai, Fio, andiamo a vincere sta fottutissima partita, però. Bella, bellissimo assist. Dai, pressiamoli, dai, pressiamoli. Niente, su quella Slovenia siamo in difficoltà. Iscritto Poppi Roberto. Ciao Poppi. Un nuovo acquisto a Poppi Roberto. Viva il Poppi. Occhio. Grande Poleiman. Ciao Andrea Folin. Stiamo soffrendo però, Cioè soffrendo, non stanno facendo un cazzo, però non riusciamo a segnare. Dai la spondona ignorante. Spondona super ignorante. Spondona super ignorante. Però il Cume forse sente la tensione adesso, No, non possiamo andare fuori. No, no, ragazzi, calma. Mi sto anche stancando però, Ciao Nico Basile, Guido della Bianca e Valentin Cocojaro. Signori, c'è Valentin Cocojaro. Che cazzo so di dirvi? Sono da... Il Cume è andato, signori. Siamo in 152 pazzi. Ciao Alberto, Drums. Ciao Nicolò Teni, ciao De Martian. Ragazzi, scusate, ma devo un attimo essere anche concentrato, però, perché... Merda. Bravissimo, quanto me lo godo. Dai che andiamo. Involiamoci verso la gloria. Dai Cume, porca. Goz, Gabriele, fans. Ciao. Nuovo acquisto cumendiano. Benvenuto. Ciao Matt28. Ciao Paolo Calabrese. Ciao Marco Argiolas. Era il Michelotto. Quanto me lo godo il Michelotto. No, dai. Ciao Alberto Rizzotto. Ciao Alberto Rizzotto. Nuovi acquisti, figlio. Nuovi acquisti.
Dai, cazzo, segniamo sto golletto ignorante. Ciao Matteo Boni. Vai la sponda. Ottima, bellissima azione. No. Ciao Just Joker, ciao Riccardo Verdi e Quasar 888. Ciao a tutti ragazzuoli. Attenti. No, 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 no. Beh, teoricamente la munizione è stata annullata, però, scusa Michelotto, mi dispiace. Cazzo, che ammonizione. Io le mie scivolate della minchia. No, no, è finita. È finita. Incredibile. Incredibile. Grazie Alessia Picella, ancora tu sei un pazzo scatenato, grazie, non ci credo, però è finita. Mamma mia. No, questo mi fa male. Ciao Antonio Macaluso, ma adesso è brutta. Incredibile. Incredibile, lo schifo. Ciao Alex Ferr. Ma stiamo buttando via un mondiale che eravamo già in finale. Questa è bruttissima, mi sto mangiando i coglioni. Non ci credo. Raga, devo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Vai veneziano, dimostraci che sei un campione. Lo devi dimostrare qua, Kume. Nel momento della difficoltà. Lo devi dimostrare qua. Se vali qualcosa. Non ci voglio credere neanche io, mi viene da piangere. Crediamoci. Ma non sbagliamo questo. Ma non sbagliamo questo. Ma dai, un passaggio elementare. Poteva essere il mondiale della consacrazione. Dio Cristo, invece la segniamo. Dai Kume. No, gol no! Andanovic, no, sei una merda di uomo. Sei una merda. No, non ci credo. Non ci voglio credere. Esce anche veneziano adesso, ma basta, ma vaffanculo. Ma vaffanculo, giusto che la perdiamo, l'avventura di merda. Ma vaffanculo, lui che poteva segnare. Ma dai, ma andate tutti a cagare. Allenatore di merda. Pazzesco, fuori dai mondiali della Slovenia, Dio Cristo. Mamma mia. E il pontato, se finisce qui e mi toglie anche via. Lasciamo perdere. Dai! Rigo! Gol! Gol! È gol! È gol! È gol! 1-1, dai Fio, Marchisio! Bravo Claudio! Bravo Claudio! Bravo Claudio! Bravo Claudio! Bravo Claudio! 1-1, ribaltare, dai, ribaltiamola, cazzo! 1-1, calma. Calma, calma, cazzo. 170, tutti insieme, Cristo, per i supplementari. Tutti insieme per i supplementari. Occhio. No! Madonna grande. Dai, un golletto. Il nostro principino, i nostri errori! Mamma, grande Angelo. Zazzone, dai, inculiamoli alla fine. Tutti che esultano, dai, ma dobbiamo vincerla per... No! Cazzo, non voglio andare ai rigori. Il principino ci ha rimesso in partita, ma vinciamola, cazzo. Vai, Fioi. Tutti insieme, crediamoci. Dai.
Mi ha levato, non so il perché, il mister, porca troia. Dai ragazzuoli. Rigori però è dura, rigori. Se andiamo ai rigori è dura, vinciamo la prima. Non per... No, aspetta, calma. No, no, no. Grandissimo, non so chi l'ha parata, non so che c'è in porta. Sì, rigori lenti chiaramente. Chi c'è in porta, scusate. Sirigu. Mamma mia, no! No, 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 no! Buttala via, buttala via. Dai! No, che cagata, ci voleva il Kumela. Questo contropiede ignorante. Occio. No, 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 no. Gol della Slovenia, incredibile. Incredibile. Finisce qua. All'ultimo secondo. Dio. Cacchio! Siamo fuori. Siamo fuori nella maniera più atroce possibile, proprio. Incredibile. 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 Dal nostro contropiede siamo fuori. Incredibile, ragazzi. Guarda, sono di un deluso incredibile. Vediamo chi vince sto porco 2 di mondiale. Ah, neanche me lo dice, porco. Porca stronza. Sì, questa pesa, ragazzi. Questa pesa. C'è la finale proprio, la Slovenia vince la Spagna. Madonna, ragazzi, cioè, incredibile. Incredibile, ci ho detto dell'altro tabellone era così. Grande complimenti alla Spagna, però insomma, peggio di Euro 2000, sì. Vediamo la classifica gol, vediamo se c'ho almeno questa soddisfazione di aver vinto la classifica marcatori. Neanche quella per... Ma vaffanculo, va, ciao. Però un bel mondiale, sono soddisfatto, dai. Cioè, meglio di così, lo potevamo fare, però... Vabbè, adesso vediamo i preliminari, ragazzi. Sì, una grande delusione. 191 persone, mamma mia. Sì, ragazzi, un secondo solo che devo scrivere un attimo un messaggio. Un attimo solo, ragazzi. Aspetta, scusate ragazzi, un attimo calmarmi perché ho il nazismo addosso. Ho veramente il nazismo addosso. Ciao FireTubo22. Mamma mia ragazzi, ho le palle giratissime. Arrivo subito,
Mamma mia, ragazzi, ho il nervoso alle stelle. Allora, guardiamo i preliminari intanto. Allora, info competizione. Europa League. Ah, non me la fa anche vedere, però vediamo se ci siamo. Cazzo, ci siamo. No, forse qua no. Ah no, città di Palermo, eccoci là, vedete, ci siamo, quindi in realtà va bene. Vabbè. Mamma mia, ragazzi. Ai ai ai. Se adesso devono scrivermi. Che palle. No, ragazzi, vediamo come va il preliminare, perché volevo stare al Palermo un altro anno, sinceramente. Ok. Dai, cazzo, non mettemi i maroni. Vai. Vai, siamo... Come? Ah, perché? Ma scusa, ma facciamo prima il campionato? Vabbè, si riparte dal campionato. Sì, ho capito, però volevo stare al Palermo e fare un'Europa col Palermo, visto che me l'ha solo conquistata alla grande. Cioè, sinceramente, o sbaglio. Il prossimo anno provare il Milan. Mamma mia, che ho proprio il nervoso su in gola. No, non è possibile, però, eh. Oh, c'è. Ciao Pancaldi. Tutti mi volete al Milan, ma no, ma dai, stiamo al Palermo un altro anno. Mamma mia, no, ragazzi, cioè, veramente speriamo di cominciare bene la stagione perché ho le palle abbastanza girate. Ma guardati che roba, adesso dobbiamo... Attenzione il Cume. Ed è subito Eurogol del Cume, signori. Un grandissimo gol 1-0. La delusione è ancora tanta, ma intanto partiamo già con un gol. Mamma mia. Dai ragazzuoli, dai. E ciao Samuele Conforti. Su Football Manager dura una diretta però, eh. Ah, fuori gioco, peccato. Mamma mia. No, veramente, beh, ecco, se non ero in live partiva giù tutta la chiesa, tutta la santa chiesa. Sinceramente. Però va bene, dai, pazienza. Vai, Fioi, vai. Peccato. Buon inizio però, eh. Sto Palermo è una buona squadra, ragazzi. Questo Palermo è una buonissima squadra. Buono. E ancora Super Palermo, Fioi. Guarda Brock Lesnar, Fioi. Ci sono tutti quest'oggi.
Merda, peccato. 29esimi in tendenza, che bello ragazzi, siamo in tendenza, siamo di tendenza, siamo. Merda. Vai Kuma il volo. Mamma mia. Peccato. Ciao Peppe De Rosa. Si è iscritto Peppe e io me lo godo Peppe, un nuovo iscritto. Ciao Kirko Kirchino. Dai ragazzuoli, dai. Dai che andiamo, dai che andiamo. No, non te l'ho chiesta subito. A ringoglionito. Ai ai ai. Dai fioi, dai. Dai, dai Bomber, dai Bomber, dai Bomber. Vogliamo una doppietta, niente da fare. Quest'anno voglio vincere la classifica marcatori, manca solo il Bode che ha il lavoro, lo sapete, il Bode purtroppo lavora a orari impossibili. Merda, fallo! Mamma mia. Oh, ma ragazzi, ve lo giuro, mi è venuto mal di stomaco. Mi è venuto mal di stomaco dopo questa sconfitta, cioè non che credo, come insomma, come un ragazzotto un po' curioso. Perché non tira? No, si è buggato, Peccatus. Però stiamo giocando veramente da Dio, Tutta la squadra. Ragazzi, ho bisogno dei vostri cori, però senza i vostri cori non ha senso. Nulla ha senso. Comunque il numero 9, raga. Il comando. O ce l'avevo ancora anche l'altra volta il numero 9, non mi ricordo neanche più bene. Molto bene. Ricordo un cazzo, non mi ricordo. Bella. Brutto fallo, madonna, ma che Carpi scontroso. Non vedo l'ora di affrontare Nicola, ragazzi, Buono. Fallo. Beh, no, questo non poteva darmelo, dai. Madonna, quanti falli però sto Carpi. Vai! Ancora! E non è fallo, va bene. Spero mi cominciano bene gli arbitri. No, sono in fuorigioco. Dai, cazzolina, però niente. Mi andava. Vai. Ma vaffancuore. Carpicolloso, tipico gioco delle promosse. Noi abbiamo il Kuma e gol, però stiamo attenti che l'1-0 è sempre pericoloso. Eccola là, mamma mia. E Tori Black c'è, signori, c'è la piccola Tori. Quanto me la godo la piccola Tori.
Sarebbe importante iniziare con 3 punti anche quest'anno, come l'altro anno, però con la Juve è stato, vabbè, super epicus. Dai, portierone, bravo. Comunque veramente la delusione del mondiale ce l'ho ancora proprio stampata, nella mente. No, portiere, non uscire la cazzo. Ciao Pippo Nicoletti. Mamma mia, che delusione. No, no. Aia, bravissimo. Ciao Simone Mantoan. Madonna, che nervi. No, scusate, vi chiedo scusa, che qua vedo troppi commenti su Trump, Hitler, così, cioè se non c'è il supporto comendiano nel coro, il come va in una depressione senza fine, la tipica depressione. Lunga. E meno male che è arrivato il gollazzo. Esce lasagna, entra pasta e fagioli. Mamma, per poco la rubavo anche. Chi non salta un cumendone non è. Il cume è andato, roba nostra. Ciao Francesco Borgia, ciao Riga 00. L'anno scorso siamo arrivati settimi. Domani ragazzi vi consiglio di seguirmi su Instagram Comenda_Veneziano, perché c'era la foto del regalo che mi sono fatto per i 29 anni che l'11 sabato 11 è il mio compleanno. Il cume prova un tiro che è una ciofeca obesa. È il tipico ciofecone obeso. Grazie Maurizio Michelotto. Grande Eric Vergottini. Cume non tesserato, ma Donald Trump, si dice anche Donald. Mi presenti Ivanka? Ivanka voglio. Vai ragazzuoli. Vai, fregale da niente. Dai, anche l'1-0 va benissimo. Con il gol del Cume, già un golletto in no, stai zitto, Dio Cristo, no. Dio Pontatus, no. Buttala su. Bravo. E si va a vincere con il Bau Bau di Tori. Molto, molto bene, molto bene. Sono stanchissimo, ragazzi. Ho fatto 6 km di corsa, sono spompato, cazzo. E siamo primi intanto. Siamo primi, la la la. Voglio le Europa League. Voglio le Europa League. Ok, saliamo anche nell'altro per sicurezza. Ok. Il Cume gol. Blocchi, tirali il tuo. One moment, raga. Ah, se vedono i messaggi a quest'ora. Ma è andato male Yannick, purtroppo. Yannick. Grande Gianella, un altro. Ciao Sal Lam. Sì, sai così, scusate, le pronunciano le. Oh, è arrivato Locatelli. È arrivato Locatelli.
Scusate, F, io vi chiedo perdono ogni tanto. Hanno hackerato l'account di Donald. Ciao, Mac993. Ah, da un'ora è arrivato. Ciao Daniele Romani, scusate ragazzi, scusate. Ok. Tutti cercano il cume, non c'è niente da fare. Avanti. Questo tutto grazie a tutti. Sì, con la Ferrari. No, vado avanti con la Ferrari. Sì, che è un periodo che voglio di PES. No, ma forse dopo, finito la diretta, registro subito il GP. Perché Formula 1 è una voglia matta. Ieri Crazy Milan, yes, mamma mia che tensione. E preliminari con me, magari, cazzo. Magari. Ta 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 ra ra, na 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 na. Dove hai messo il buon Benitone? Qua si parla di politica intanto. Ora io scrivo un attimo, ne approfitto. Vai. Dai che voglio subito, con l'Empoli e fuori casa si può fare il risultato. Fallaccio! Ah, ok. Povero Paul Heyman, povero Paul. Povero Paul. Vai Kume. Il Kume entra in area. Mamma mia. Altro grande inizio. Vabbè, ciao. Ai ai ai, che roba. Occio. Ok, hai messo 2 nella schedina, lo spero ragazzi, lo spero. No! Gol dell'Empoli, incredibile, Big Mac. Gol di Big Mac. Dio Pontatus. Beh, ma Paul Heyman, ragazzi. Paul Heyman è qualcosa che va al di là del genere umano, eh. Si vede proprio. Voglio il pareggio subito. Lo voglio subito. Fuori. C'è lunga.
Vai, no, che palle. Dirette ogni giorno, non lo so, per il momento è così perché ho voglia per tanti motivi. Mi sto ritagliando un po' di tempo, sinceramente, per queste cose perché ho proprio voglia, sinceramente. Però dopo vediamo, è chiaro che non potrà essere sempre ogni sera, questo è scontato. Il dio Pontatus, ragazzi. Siamo in 107, ragazzi, io vi saluto tutti. Football Show, ciao Yuri, ciao Yuri. Ah sì, è Yuri che me l'ha scritto, sì, ciao, sono andato. Sono un po' stanchetto, fioi. Tra il lavoro e la corsa sono un po' massacrato. Poi comunque devo alzarmi presto anche domani, anche se non lavoro, però perché mi arriva Bartolini e me lo godo il Barto. Occhio, no! Mamma mia, che Empoli, signori. Empoli incredibile fino a questo momento, eh. Il Come cambia giochi in maniera egregia, bravo Come. Questo era un fallo non fischiato, chiaramente. Vai Come al volo! È tornato quello dei vecchi tempi! Yes, però non ho le mie esultanze, cacchio. Adesso ho capito che fate esultanze di merda, vabbè. Ma che 1-1, signori, secondo gol in campionato dopo 2 giornate. Mamma mia come siamo partiti. Ma questo è un gol veramente d'alta scuola, eh. Sì, è vero, Polieri. Sì, l'altro giorno, è vero, cazzo. Mentre corro, che per poco, mamma mia. Che per poco, insomma, prendevo un palo in pieno. Golasso Comendiano. Ecco, ma le esultanze posso cambiarle o no? Perché mi fanno da cagare queste, sinceramente. Grande gol finale il Cume, spacca. Cume, te e Gerard vi assomigliate. Ma chi Gerard, chi Steven? Oh, no, Delofeu. Il Delu. Che poi Gerard, vabbè, lasciamo perdere, ragazzi, sono andato. Non riesco neanche a leggere i nomi, bene. Bravo Cume. Complimenti, very compliment, Cume, very compliment. Guarda che numero. Ah, di pochissimo. Ma il Cume la recupera, è tornato il Cume di PES 13. Guarda che roba! Non ci credo, questo era poteva essere il gol del dio Pontatus, non ci credo. Puoi cambiarle quando vuoi. Ok, la vado su modifica, sempre su modifica chiaramente. Perché che era... Di testa! Vai! Ed è il gol del Palermo che la ribalta! E io non vado via da Palermo, signori, un altro anno me lo faccio. Questa squadra mi esalta troppo. Quindi sempre da modifica, ragazzi. Perché non posso chiaramente cambiarle dal gioco perché non è un giocatore creato, ma l'ho modificato. Comunque, raga, una piccola roba che voglio dire. PES lo porto su questo programma. Su OBS come streaming perché mi trovo. Cioè, perché è l'unico gioco che non mi dà problemi. Tutti gli altri, quindi Fly, Eurotrack, che Fly ci sarà. Penso sarà il gioco del sabato notte o comunque della notte, insomma, Fly. O venerdì notte o sabato notte, vediamo, dipende anche da cosa faccio la giornata di sabato soprattutto. E tutti gli altri invece me li faccio su XSplit, quindi diciamo i banner, queste cose qua ci saranno penso solo su PES. Io vi avverto così, insomma, se volete magari non so vedere il vostro nome, le vostre stronzate, o viva Paul Heyman, ci sarà solo su PES. Vai Cume, il Cume vuole il gol. Vai Cume! Non ci credo, che sfiga, sì, la modifica, grazie. Mamma, sto Palermo può andare in Champions quest'anno, se continuiamo così. Il Cume di testa per poco, Madonnina.
veramente il Cume sta giocando come PES 13. E siamo al terzo anno. Vedi, il bello delle dirette è questo, che puoi giocare in 1000 stagioni. Ah, ragazzi, un'altra cosa su WWE. C'è qualcuno che fa WWE con le musiche? Però devo avere la certezza assoluta. Che bello dare i compiti ai miei cumendiani pazzi. Perché voglio capire, perché senza musica perde tanto il gioco, eh. Dov'è Donald? Ah, come gioca il Cume. Vai, cazzo, sfondala! Vabbè. Ah, ciao Anna Divano. Manca Paola Pecora oggi, però. Di testa? No, ancora. Oh, ma ho una sfiga di testa. Ancora sulla linea. Ma un Palermo veramente sontuoso, eh. Un Palermo da scudetto, fioi. Speriamo bene in Europa League. Benito Mussolini. Però non ho visto. No, era però voglio vedere Benito Mussolini iscritto al canale. Lo pretendo, signori. Mamma che Palermo. Ai ai ai. Occhio, occhio a Big Mac. Dai, fioi, dai. Vai, spondona. Qua potevo fare meglio. Ciao Andrew GT, ciao Mr. Rada, salutato. Ecco, Benito Mussolini si è iscritto. Qua adesso possiamo cantare Faccetta Nera, cioè. Ormai manca solo quello, raga, cioè, è pazzesco. Vai, come. Ah, girata, ma vedi come. Guarda quanto che grinta, è 2-1. E si va a vincere anche a Empoli, 6 punti in 2 partite. Ai ai ai. Molto bene. Molto bene, Ale, Ale. Come accontentato. Mamma mia che inizio, signori. Inizio devastante. Sono nel tuo cuore, bene. La 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 la. Aguero. Beh, Rosy Bini iscritto al canale, basta. Cioè, vinciamo il pallone d'oro. Just Joker iscritto, cioè veramente ciao, eh. Io ve lo dico. Ciao Hidel Shakiri. Ok, Yuri, grazie. Dopo ti metto nei canali, dopo passami il link su Facebook e dopo lo mando. Io me lo scrivo. Andrew JT, iscritto, e me lo godo anche lui. Ciao Villa Gaming. Ma l'Europa League comincia o no? Ciao, grazie Massi Trip. Un attimo di riposo, fioi. Qua mi cercano, tutte le donne mi cercano, ragazzi, devo scrivere. Allora, vediamo un attimo. Sto già ai gironi, perfetto. La godo. Umberto Guccioni, alle missi.
Ah, ste donne che mi cercano. Ciao Dannix, Riccardo Atudosie, non so la pronuncia, scusami. Devo evitare le intro. Come faccio in diretta a evitare le intro? Perché quando. Cioè, spiegami sta cosa, Paul, tu che sei un fenomeno. Quando voglio fare lo show, perché sono nella card del principale, insomma, quando devo combattere e vado su Raw o SmackDown, posso levare quella cazzo di intro o devo sempre vederla? Se Paul, se mi rispondi a questa e mi risolvi questa cosa, entri di diritto nel gota dei più grandi della storia, te lo dico. Vediamo se mi risponde Paul. Aspetta un attimo per andare, perché questo è importante per la live su WWE. Ciao Just Matti. Ma io voglio capire, l'audio l'ho già levato, io voglio capire se l'immagine può essere un problema. Buon Michelotto, vediamo se anche Paul mi sa rispondere. Vediamo se mi risponde il porco di Paul. Arca, non si può togliere, merda. Questa è brutta. Ancora non ha finito di... No, vabbè, Paul, devi cambiare connessione, Paul, mi dispiace. Non possiamo accettare questo Paul da uno non professionista come te, non possiamo, eh. Niente, vabbè. Andiamo avanti, dai. Andrea Selmi, oggi faccio, come potete vedere, sono un po' più lentino perché sono un pochettino stanco. Non si può... Ok, grazie Nico Basile, ti lovo. Allora non posso fare dirette, posso solo fare gameplay in differita. Ok, che inizio comunque. No, Paul, non lo posso... Allora, Paul, ascoltami, Paul. Se tu sei addirittura nel banner delle donation, cioè, non puoi avere una connessione da un K. Dai, cazzo. Paul, ma sei miliardario, hai Brock Lesnar come lottatore, hai il Cume come pazzo. Cioè, dai, cazzo, dai, Paul, su tira fuori Siskei. Certo che solo il Cume ha questi spettatori, ecco. Pazzesco. Dai, ragazzuoli, che andiamo. Vai, ragazzuoli, il Cume si distende. Si distende per dormire. Ok, andiamo in differita. La Football Manager, sono contento che sia piaciuta la rosa. Ha fatto il miracolo. Beh, Ilemark, un culo grande. Il Palermo in B svenduto. Me l'ha offerto il procuratore. E dopo insomma ho sfruttato il budget per ritenermi in piantina, cioè lo zoccolo duro, perché io sapete che amo le zoccole e lo zoccolo duro. Mamma mia ragazzi, sono andato, scusate. Mamma mia. Vabbè, non c'è la fibra, la devi creare tu, Paul. Se tu sei Paul puoi creare tutto. Ciao Stefanek. Comunque PES è rilassante, solo che mi sto rilassando troppo adesso, dopo mi sento dopo la doccia, proprio in completo relax. Occhio. Mamma mia, buon tiro, buon tiro. Dai. Dai che volevo il terzo gol in 3 partite. No! Mi ha fatto il pallonetto quando avevo annullato l'azione. No, sono un pirlotto, sono.
Non ci credo. Il Kuma è spompato. Abbastanza. Ma poi la zoccolona. Non riusciamo. Ho sprecato un gol, Dio mio. Quando non fa smadonnare per lo script, beh, i mondiali, vabbè, era il primo mondiale. Onestamente, io pensavo, sono sincero, col tabellone pensavo di perdere con l'Inghilterra in semifinale. Quando ho visto l'Inghilterra fuori, ho detto perdiamo male in finale, perché vincere il primo mondiale il primo anno a campione non è facile. Però. Vabbè, insomma. Bravissimo Kume, dobbiamo riscattare l'errore. Bello. Ah, peccato. Grazie Tommy, FIFA Player. Ciao Stefano Limonta, me lo godo anche il Limonta. Mi piace il cognome Limonta, mi gasa. Vai Veneziano di testa. E c'è il gol. Fuori gioco. Autogol. Autogol purtroppo. Ma va bene così. Mamma mia che Palermo. Mamma che Palermo. Ragazzi, la carriera allenatore, la master, non so. C'è bisogno di... Ecco, bisogno, se Polema mi trova la patch perfetta, proprio quella stracompleta, posso anche, però... Non lo so, preferisco la diventa un figo. Guarda sto rincoglionitus. E un solo grido si alzerà quando vedo Tori anche un po' di più. Ragazzi, vedo troppi messaggi alla cazzo. Io ho bisogno di voi, ho bisogno. Grazie Lapo Alexander Bini. È una volta che segno di testa, è pazzesco, cioè. Però un Palermo veramente impeccabile, fino a questo momento. Beh, se vinciamo lo scudetto col Palermo... Ciao. Vabbè, calma. Vai. Vai Comendone la ruba, il Comendone vuole il gol che gli hanno rubato. Grande parata. Roster, ti si pubblicizza, qua c'è Roster. Canale di Roster, un canale per veri duri. Ciao Roster, comunque non ti ho mai visto qua, quindi ti saluto. Vai come spacca sta porta però. Dai. Guarda, si ammazzano per... Ma guarda che roba. Guarda... Oh, però ci fanno dei miracoli i portieri. Il Cume è il cocco del Zampa. Beh, sì, cioè, assolutamente. Se il prossimo anno andiamo in Serie A col Venezia, prevedo la diventa un mito più incredibile della storia. Cioè, sono solo a Venezia e voglio portare il Venezia a vincere tutto. Oi. Comenda veneziano segna per noi. Sono con i fuorigioco, io cerco di scattare, ma stavolta Bologna ha fatto una buona tattica. Ottima Ah, no, non è arrivata. Ma il Cume la ruba ancora. È tornato il Cume, signori, È tornato veneziano. Peccato per il gol mangiato più l'autogol, però mi interessa anche vincere. Però l'Europa League è ancora più importante, raga. Voglio fare molti gol in Europa per attirare l'attenzione delle big.
Un reversal gangbang, bello. Beh sì, il prossimo anno cioè, voglio tentare di andare al Milan, vincere la Champions o qualcosa al Milan, per poi andare all'estero. Bravi. Sì, il Bologna non ha fatto niente, se mi segnano giuro che bestemmio in aramaico, dai. Fallo non fischiato, vergognoso, era da rosso forse, perché è un porco quello del Bologna. No, ho sbagliato io quando devo fare sto passaggio, vabbè. Camicie nere in tutti i Vai, vai sfonda. Peccato. E il Cume la ruba. Ma quanto è stoico il Cume. Ma quanto è stoico. Fa quello che vuole in area. Fa quel che vuole in area. Fa quel che vuole in area. Mamma mia. Teniamo questa risultanza che porta fortuna, ragazzi, Mamma mia, che gol di Veneziano. Mamma mia, 3 partite e 3 gol. Signori, che Cume. Che Cume. È tornato il Cume, ragazzi. Adesso sto godendo. Adesso sì che si gode veramente. Siamo tornati. Siamo tornati. La 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 la. Fallo. Niente. Fallo. E ancora, va bene. Il Cume in 2 anni ha fatto un miglioramento spaventoso. Occhio. Ormai scendi troppo, non va bene. Ciao Eric, Gazza, ciao Gazza. Ciao Gabri Cesa. Palermo 2, Bologna 0. Madonna, siamo primi in classifica, ragazzi. A punteggio pieno contro i gol del Cuba in 3 partite. Giampaolo ha finito il mondiale, ha perso i quarti all'ultimo secondo al 120esimo minuto o 2-1 contro la Slovenia. Il Palermo è primo da solo. Signori, silenzio assoluto. E anche un assist, ciao. Madonna. Il Cuba è un figo un po' porco. Trattative, chi mi vuole? Il Deportivo La Corugna, ciao. Il Super Depo con Macai, Tristan, Gelminia, Valeron. Ci poteva anche stare. No, aspetta. Devo accettare Palermo, contratto. Ok. Ciao Filippo Faccin. Ok, madonna, per poco andavi in un'altra squadra. Verrà prorogato, vuoi davvero procedere? Sì. Ciao Benito, ciao Benito. E il Cume nella squadra del mese. WWE lo porto in differita, sì, nei video normali. Si diventa col tempo così fighi, ma dove ragazzi, ma dove? Che qua il Cume trombate più voi ormai del Cume, ormai il Cume... ma cos'è, amichevole? Allora, Sporo, ciao. Il canale 3-0, cioè vinciamo 3-0 con la Germania, incredibile. Stavi per fare la stronzata, sì Alexandro. Sì Alexandro. Non mi interessa, ha fatto 1000 gol ai mondiali. Ciao Saccardigno 5. Beh, il Deportivo è troppo scarso, so Depor. Troppo scarso.
E ragazzi, inizia il debutto in Europa League. Città di Palermo versus... Ah, vediamo i gironi. Spariamoci i gironi. Allora. Aspetta, mi copyright qua perché mi giurerei i coglioni. Allora, siamo già nel girone, allora probabilmente. Vediamo. Database. Info competition. Europa League, fase a gironi. Allora, gruppo L. Valencia, Braga, Palermo, Twente. Un girone che si può fare, perché il Valencia penso primo. Però Braga e Twente, comunque equilibrato, la prima Valencia e poi le altre. Andiamo a vedere gli altri, la Fiorentina, Celta de Vigo, Groningen, Vittoria Guimaraes, Southampton, Nizza, Spartak Mosca, PAOK Salonico, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Red Bull Salisburgo, Lesia, Varsavia, Internazionale, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Belenenses, Monaco, Besiktas, Friburgo, Bruges, Roma, Sesca di Mosca, Eintracht Francoforte, Standard di Liegi, Milan, Heibar, Lokomotiv Mosca, Moreirense, Feyenoord, Rotterdam, Saint-Étienne, Ruby Kazan, Ghent, madonna che pronuncia, Borussia, Mönchengladbach, che è proprio impossibile, sempre avuto difficoltà, Montpellier, Trabzonspor, Ludogorets, Leverkusen, Middlesbrough, KK Atene, Bate Borisov, Arsenal, Galatasaray, Panathinaikos, Stella Rossa, Valencia, Braga, Palermo, Twente e vaffanculo. Siamo l'ultimo girone proprio. Per me è un girone che si può fare, ragazzi, Io la vedo così, poi spetta a voi la decisione finale. Higuain capocannoniere, vabbè. Ok. Vai. Scusate ragazzi, ne approfitto sempre. Vai. Bisogna vincere, raga. Vai, Europa League. Voglio partire col botto. Peccato. Matteo Paolieri, scrivete di cambio. Ai. Come pensi della partita di ieri sera, ho goduto tanto, Fioi, perché quando riesci a vincere così davanti a tutto, alle ingiustizie, alla sfortuna, perché che sboccio. Cioè, 2 espulsioni che, sinceramente, mi hanno lasciato un po' perplesso. Ho tirato fuori i coglioni, finalmente. E poi Gerardone dell'Ofeu, ragazzi, complimenti. E Bacca, sinceramente, vendiamolo. Bacca purtroppo è un peso. Bacca per giocare bene deve avere una squadra. Ecco, esempio, Bacca alla Juve è tutta un'altra cosa, perché ha giocato talmente forte la Juve che può servire la palla perfettamente sui piedi. Bacca, che... Cioè, è così Bacca, ma fondamentalmente ci sta. Io amo le punte così, anch'io comunque, chiaramente, con le dovute proporzioni, se no non sarei qua, ma sarei probabilmente in una squadra. Cioè, sono un uomo d'area fuori dall'area, posso fare anche errori madornali, però ho bisogno di una squadra che mi supporti. Il Milan non ha ancora questi giocatori per poter supportare un attaccante così. Cioè, Bacca ha bisogno del pallone proprio negli ultimi 2 centimetri.
Così. Hai bisogno di una squadra come la Juve o le big d'Europa, insomma. Mamma mia, fuori di poco. Peccato. Beh, insomma, tanta fortuna. 2 espulsioni, una traversa in 9 da calcio d'angolo e l'errore di Pasalic. Insomma, se quella è fortuna, raga, cioè... Il Milan, le partite che ha avuto un po' di fortuna sono state sicuramente con la Sampdoria l'andata, con l'errore e gol di Bacca. Poi, fammi pensare... Oddio, un po' di pane. Col Sassuolo, diciamo che bella rimonta, però sono arrivati anche gol, insomma, veramente il classico gol della domenica. E forse anche col Cagliari. Vai che andiamo, vai, primo gol in Europa League. Passala, passa, no, vabbè, questo errore basta, me ne vado dalla live, cioè. Ma dai, ma che sboccio, ma perché? Vai, Fioi, vai. Dai, ragazzuoli. Infatti Bacca il suo gioco, così è Fioi, cioè, insomma, segue il calcio da ormai, cioè, ho 29 all'11, ho cominciato nel 94 a capire qualcosa da USA 94, quindi insomma, fate un po' voi, ecco, cioè. No! Vabbè, buon tiro. Giochiamo bene, cazzo, cioè, però bisogna segnare in Europa, eh. Cioè, sì, Villa giocava bene, che Sport erano campionissimi, comunque giocatori importanti. Mamma mia, siamo partiti bene, ma con una sfiga degna del miglior Cume. Siamo sempre in più di 100, ragazzi, incredibile. PES, penso che il Cume è il king di PES, cioè mi autoproclamo che è il king di PES. È veramente incredibile. Guarda che roba, guarda che roba. Ocio. Quanta cazzo lo faccio? Si fa tanta Serie A, purtroppo l'ultima giornata mi ha fatto scendere dalla 200ª posizione alla 300ª, però su tutta la gente che c'è è una bella soddisfazione. Vai Cumendone, dai, il primo gol in Europa, che andiamo veramente a fare cose turche. Ci bombiamo il mondo. No, no, si è spostato all'ultimo. Cazzo, la prendevo se no. Adesso rischio il rosso. Perché in Europa ti castiga. Meno male. Guarda come si incazza il Cume. Questo è il classico barra tipico errore. Il pareggio non serve in casa, lo so, col Twente bisogna vincere. Però poi anche dopo tanto un'esperienza del Palermo in Europa League ha fatto, mi sembra solo una partecipazione alla Coppa UEFA, mi sembra, una sola nella storia. Cioè, bisogna onorare al meglio la competizione, però non siamo molto esperti, quindi non possiamo pretendere di fare i numeri. Invece deve superare il girone, che si può fare. No, intendo il King di PES, no per bravura, ma per, insomma, come serie diventa un mito, ormai è un evergreen del tubo. Parapapapapapapapapa. Sì, basta scivolate, Paul, basta.
Vai comandone, vai comandone. Merda. Bisogna... Ho paura, la prima in coppa, sento un po' la tensione forse. Ma che ne sai? Vabbè, oh ragazzi, Serie A, Operazione Nostalgia è una delle pagine più belle di Facebook. Mamma mia, qualcosa che va al di là. Vai ragazzuoli. Diventa un porco più appropriato. Autopassaggio fantastico, beh sì. Ah, mi ha levato, mi ha... Vabbè. Fuori di molto. Ai ai ai. Ciao Darkstar, buonanotte. Dai il golletto ignorante. Vai il golletto ignorante. Il golletto ignorante. Mamma mia, peccato. Peccatus. 0-0. Beh, no, col padre dovevamo vincere proprio di cattiveria. Dopo l'andata, dopo la partita di campionato, ho messo detto a me il nazismo altro che a Mussolini e a Hitler. Cioè, che sboccio, la partita non rubata di più. Sampdoria Palermo. Ciao Davide D'Allegio, ciao Gregory Masini. Sì, infatti è sbagliato De Zerbi, a mio modestissimo parere. No, il prossimo anno me ne vado da Palermo. Ho un progetto di 2 anni qui a Palermo. Il progetto Comendiano. Hashtag progetto Comendiano. Esordio agrodolce. Però in campionato siamo alla quarta giornata. 3 partite, 3 gol per il bomber veneziano. In tutti i sensi. Veneziano nel nome, veneziano anche nella località. Nel luogo di nascita. Ma come è proprio andato, fioi, Vogliamo il quarto gol in 4 partite. Lo vogliamo. Da battere il record di Higuain. Attenzione Muriel. Sampdoria, squadra fastidiosa dalla quale è meglio diffidare. Dai un bel lancio, dai un bel lancio. Comunque anche la squadra è migliorata. Migliora il cubo, migliora la squadra. Progetto comendiano. Ragazzi, penso questa sia l'ultima, perché ho bisogno di distendermi un po' in divano e rilassarmi un attimo. Anche perché non è per dire, ma hashtag il cubo deve andare in bagno, ho un leggero problemino. Ma proprio leggero, Vai Cume. Mamma mia, fuori per un pelo di Pontatus.
Ai ai ai. Dai ragazzi, però dai, cacchio, un po' di pressing a sta Samp. Beh, questo bisogna fare, bravi. Ecco, dopo sbaglio io, affanculo. Cagatone come andiamo. Il Cume ha un problemino, yes, yes, yes. Houston abbiamo un problema. Beh, ma il Crotone proprio c'era coso. Nicola, ma quando ribecco Nicola. Ora spero di non essere squalificato, infortunato, ma almeno una delle due la voglio fare con Nicola, io giuro lo massacro. Cioè l'obiettivo non è vincere, deve massacrare Nicola, pallonate in faccia, belli capelli. Oh, finalmente. No, no, finita, giustamente. Neanche fallo. Ah, no, ok. Non il Cume, hashtag il Cume, curioso. Bello. Gregory Masini ha incentrato il problema. Grande Gregory. Una medaglia anche per il buon Gregory. Comunque Paul Heyman anche oggi si è distinto per classe, ambizione, autocontrollo e cultura generale. Bravo Paul. Aia, ecco, dico la stronzata. No! E c'è il gol fuori gioco, meno male. Comunque Paul Heyman, ragazzi, è un signore. No, il Parma non ci può superare. Paul Heyman è un ragazzotto che ha molte possibilità anche a livello sessuale, ragazzi. Paul Heyman, magari voi non lo sapete, però è un gran cuccatore Paul Heyman. Aia, gol. Ciao Valerio Mazzoleni. Purtroppo stiamo giocando male oggi, eh. Purtroppo è arrivato un gol meritato da parte della Sampdoria, bisogna essere onesti. Occhio. Occhio. Mamma mia. Sì, bravissimo, gli europei, le partite europee si fanno sentire. Ma è anche giusto, insomma, è normale, purtroppo è normale. Sì, Francesco Bersani. Ieri il Milan ha dimostrato in 9 essere una squadra. Allora, in 11 contro 11 abbiamo giocato peggio, cazzo. A parte i primi 4 minuti che Pasalic purtroppo corre, c'è da fare, è un buon giovane, nel senso può crescere. Però ragazzi, per il momento c'ha i piedi un po' quadrati, eh. Vediamo se riusciamo almeno a pareggiarla. Peccato però perché... Dio Cristianse, come sia grande grazie a Stephen Akenua. Se non è questa la pronuncia ti chiedo perdono. Occhio, dai, lanciami, ma no, adesso sono in fuorigioco. Niente, siamo stanchi. Siamo stanchi purtroppo. Pensavamo senza Europa League potevamo portare a casa lo scudetto. No, adesso non esageriamo. Però vedo proprio la squadra imballata. Siamo un po' imballati. Vai, vai, ma no, la sponda verso di me, no, verso Viviano. Sponda simulator, fioi.
Eh, Grazie Valerio Mazzoleni, però non sono bello da vedere. Ma De Lofeu secondo me se gioca così non possiamo riscattarlo. Dobbiamo sperare magari che il Delu, perché Delu insomma si sa che è un buon giocatore, cioè non lo scopriamo certo al Milan o cosa. Il problema qual è? Che purtroppo è un po' incostante, la testa un po' così. Se magari faccia la maturazione quest'anno e si affeziona al Milan e vuole rimanere, allora là magari, tanto il Barcellona è pieno di campioni, l'Everton sicuramente non ha il blasone del Milan, c'è qualche speranzella magari, vediamo, dai Cume, intanto segniamo questo. No, ho sbagliato tutto. Oggi il Cume è un po' stanco. Comunque, voi, adesso non so, tanti di voi siete veramente giovanissimi, ma il vero Tiziano, mi ha tolto, vabbè. Il vero Tiziano Crudeli è quello che da direttamente dallo stadio, che adesso non hanno più soldi, 7 gol, ma quando c'erano le dirette dallo stadio, quindi fighe, allora là sì che ci si divertiva, ma così dallo studio è una merda. Ah beh, il Bologna fa proprio schifo e mi ha deluso un po' anche Donadoni per le parole che ha detto alla vigilia della partita, onestamente. Perché ha un po', diciamo, messo in pressione l'arbitro, un ex milanista, un ex a gloria, poi perché parliamo di Roberto Donadoni, un campionissimo del Milan, di Sacchi, del Milan dei grandi. Cioè, boh. Beh, ragazzuoli, su. Questa non la pareggiamo purtroppo. Vabbè, ci sta, dai. 9 punti in 4 partite, ci avevi messo no una firma, 10 firme con 3 gol segnati. Quelli erano i veri derby, Fioi, ma quello era il vero 7 gol, oppure Antena 3, Coravezzani, quando c'era anche David Messina, cioè parliamo di fine 90 e primi 2000, comunque metà 90, quegli anni là che voi magari eravate nati in quell'epoca, io invece ero già un cumendino piccolo, però già voglioso, cazzo. Vabbè, raga, andiamo perché ho bisogno di andare in bagnos. Bene, 3 partite e un assist, anche inizio scoppiettante, veramente. Raga, io vi ringrazio tutti per il supporto. Allora, quello morale e non c'è niente, cioè, siete sempre in 100, siete veramente lo zoccolo duro, sta diventando uno zoccolo bello importante. Ringrazio chiaramente per le donazioni, cioè, beh, Alessio Cuore Rosso Nero, sì, addirittura 16 euro, cioè, veramente sei stato fin troppo pazzo. Ti ringrazio tantissimo. Ecco, diciamo che ecco, sicuramente questi soldini saranno spesi solo per voi, quindi magari per un... A sto punto potrei prendere NBA, a sto punto, così, visto che so che lo volete in tanti, a sto punto posso prendere NBA perché cioè, ve lo meritate, cazzo, perché supportare addirittura, non solo che già è tantissimo a livello mentale e di supporto al canale anche con dei soldini, cioè veramente, ripeto, sono io che devo fare una statua a voi, sono io che se un giorno si fa un raduno voglio una foto con voi, perché voi siete i protagonisti, io sono solo un pazzoide, cioè grande Poleman, ti amo. Quindi veramente, cioè veramente, veramente grazie. Cioè, ci sono poche parole. E domani su Instagram Cumenda-veneziano ci sarà la foto con il regalotto che si è fatto il Cume per il compleanno, che è sabato, e vediamo di fare qualcosa, magari una diretta, magari di notte, tardi penso, o domani sera, vediamo, perché non devo vedere cosa combino con gli amici. E vediamo insomma che fare, ragazzi. Però ripeto ancora grazie, grazie e ancora grazie. Anch'io vi voglio bene. Grazie ancora a Alessia Picella. Quando ero a lavoro ho visto Alessia Picella, cioè ho detto ma questo è pazzo, cioè... La webcam ce l'ho anche bella, però ve l'ho detto, webcam non sono naturale purtroppo, perché mi guardo troppo in web e allora dopo mi distrago nel vedere il Cume. E così, insomma. Ah, bene, Filippo Martinovic. Raga, un salutone, un abbraccio, salvato di controllo perché sono troppo felice di questa stagione. 22 notti, 9... Ok. Raga, un salutone del Comandante Veneziano, grazie ancora di tutto. Ci sentiamo domani. La mattina no, sono a lavoro, io sono direttamente al tronchetto, quindi è difficile, cioè alle 8 sono già là.
Vabbè, ci sentiamo ragazzi, un salutone gigantesco e se sabato mi fate gli auguri sulla mia pagina privata di Facebook, non sono più vostro amico, basta, il cume si incazza. Ciao ragazzi, un abbraccio, buonanotte. Ciao ragazzoni.